Eccoci di nuovo insieme con l'informazione, edizione straordinaria, terza parte. Buonasera, ben ritrovati. Allora, nell'arco di questa giornata abbiamo capito che le notizie in qualche modo possono essere due, ovvero quella degli assistenti civici. Dovrebbe essere arrivato il via libera nella conferenza questa sera tra i capi delegazione della maggioranza. Si tratterà di volontari sul territorio che non dovranno fare i controllori della Movida, ma dovranno in qualche modo dare una mano, quindi controllare che vengano rispettate le norme anti-assembramento, ad esempio nei parchi, e poi dovranno anche dare una mano, ad esempio, agli anziani, quindi a consegnare la spesa a casa. Queste sono le prime linee guida per quanto riguarda gli assistenti civici. E poi la seconda notizia è quella dell'Election Day. Potrebbe essere confermata la data del 20 settembre, un'unica data per andare a votare per il referendum sui taglio dei parlamentari e poi per rinnovare consigli regionali e comunali. Staremo a vedere se mentre siamo in onda insieme arriveranno delle conferme a questa data. Ma intanto io saluto e ringrazio per la sua presenza Nicola Palumbo. Buonasera, della Palumbo Consulting. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, facciamo un focus commerciale, di macroeconomia sostanzialmente, perché con la Palumbo Consulting voi vi occupate soprattutto di analisi dei dati, di business, di marketing. Noi in questi giorni stiamo sentendo molti imprenditori che sono in difficoltà, hanno lavorato i primi giorni con le riprese perché avevano le commesse precedenti, ma ora sono fermi. Secondo lei, da analista, i modelli di business, i modelli di produzione devono cambiare? Come gli imprenditori del nostro territorio possono affrontare questa fase 2 senza uscirne con le ossa rotte? Beh, quello si deve sempre cercare. Allora, guardi, io penso che ci sia un grande problema di liquidità, un enorme problema di liquidità, ovvero sia la chiusura, i 3 mesi circa di serrata hanno portato a ovviamente una mancanza di entrate che porteranno nel breve termine a una tensione finanziaria non da poco, ovvero sia noi avremo delle realtà che saranno non capaci di provvedere a nuovi ordini per le collezioni prossime. Parlo soprattutto di quelle attività commerciali che risentono della stagionalità, quindi calzature, abbigliamento, pelletterie, tutti questi mercati che vivono di una stagionalità, che quindi al termine della prima hanno in cassa le risorse per acquistare, per impegnarsi nella seconda. La prima parte non c'è stata, perché nel periodo di marzo, aprile, maggio non è stato venduto nulla. Quindi non ci sono oggi le disponibilità per accedere agli impegni necessari per far fronte alle collezioni prossime. Questi sono settori, ma non sono gli unici, però sono alcuni settori fortemente penalizzati e che credo abbiano bisogno di interventi più accurati. Secondo lei l'anticipazione dei saldi delle vendite promozionali potrebbe essere un intervento forte? Sì, un intervento, certo, però interventi di questo tipo sono interventi che riducono la redditività, abbattono le marginalità, non consentono un pieno ritorno alle facoltà finanziarie delle attività commerciali. Servirebbero interventi di natura a fondo perduto, come si sta parlando e come peraltro è anche elencato e scritto nel decreto, che però a oggi insomma sono ancora privi di quelle linee guida che sarebbero necessarie per noi, per le aziende, per chi le assiste, per consigliare la giusta strada, per far sapere quando ci sarà una scadenza, una data, una cifra. Oggi siamo ancora un po' così, in attesa, senza notizie certe su come fare. C'è una legge scritta, ma non sappiamo come si accede. E questo è un problema non da poco, tenendo conto anche che il vero tema è il tempo, che non c'è più. Senta, lei so che è molto ferrato anche per quanto riguarda il comparto delle fiere, le fiere, dei grandi eventi. Ecco, forse sono i destinatari della fase 3, perché per loro ancora non è arrivato alcun protocollo, non è stata spesa alcuna parola, ma anche qui è un indotto piuttosto grosso sul territorio. Che cosa possiamo dire in merito? Allora, guardi, il tema qui è davvero ampio, perché non solo sono soggetti di natura commerciale ad essere in crisi, quindi fiere chiaramente che devono rivedere le proprie organizzazioni. Il vero tema è
delle manifestazioni, gli eventi di natura spesso come dire, ricreativa, le feste, che all'apparenza possono sembrare cose di poco conto, ma in realtà, se noi ci pensiamo bene, rispondono a quel bisogno di socialità di cui le persone hanno esigenza. Oggi siamo tutti martellati da messaggi estremamente chiari: no agli assembramenti, no alla socialità, distanziamento, ma se noi ragioniamo, ci sono una miriade di situazioni in cui l'essere a contatto con le persone non è modificabile. Questo è l'esempio. Le manifestazioni vivono dei rapporti umani, vivono della socialità, vivono della pacca sulle spalle, dell'abbraccio. Quindi quando io ho sentito con piacere anche l'altro giorno il governatore Zaia dire che sono al lavoro per pubblicare, per rendere note delle linee guida che ci faranno sapere come si potranno organizzare queste manifestazioni, io resto sempre col grande dubbio che ci venga sottratta l'unica cosa che in realtà non è sottraibile. Nel DNA di tali eventi c'è la socialità e noi non possiamo farne a meno. Ecco perché attendo, come tanti, insomma, di poter leggere. Spero e credo che si possa applicare quel buon senso che alcune volte in questa fase 2 è venuto meno. Perché, guardi, c'è anche un mondo dietro. Se lei pensa a tutte le parrocchie, le scuole che sono state in questi anni potute edificarsi con gli eventi, con le raccolte fatte in queste manifestazioni, non è solo fare festa, c'è un mondo di terzo settore dietro che non può essere scordato e che deve poter riprendere un certo abbrivio, altrimenti c'è davvero un settore, mi perdoni, che viene messo in un angolo e non sarebbe giusto. All'interno di questo settore potremmo intendere facciano parte anche quella grande macro area, ad esempio, delle associazioni sportive, perché la maggior parte delle volte associazioni sportive che sono proprio dei luoghi di ritrovo, dei luoghi di aggregazione attorno ad una passione. Anche qui in questo caso la ripartenza è stata lenta, perché ovviamente quando si parla di associazione si intende il senso di comunità, che è una cosa che con il coronavirus è venuta meno. Certo, guardi, oltre a questo ci sono linee guida che impediscono il pieno rientro dell'attività. Tutti quegli sport che hanno come oggetto il contatto fisico sono in stallo, non possono riprendere se non con linee guida particolarmente rigide che portano costi, che portano a test che sono ovviamente giusti da un punto di vista medico, ma che chiaramente cozzano con il no profit che sta alla base di queste attività. Io sono convinto che noi non ci possiamo dimenticare di queste associazioni, di chi mette a disposizione il proprio tempo libero, la propria passione per formare, educare, insegnare delle regole a chi pratica gli sport. Lo sport è alla base di ogni processo educativo perché insegna a stare con gli altri, insegna il rispetto della regola e non possiamo pensarlo come una cosa in più, come un qualcosa di cui si può fare anche volentieri a meno. Tutt'altro, dobbiamo ripartire da una cultura sportiva, dobbiamo ripartire dalla voglia di stare insieme, perché guardi, gli assembramenti, detti così, sono una parola brutta, assembramento suona anche male. Noi dobbiamo pensare invece allo stare insieme come un obiettivo che gradualmente, con le linee guida, con il rispetto di tutto quello che sono delle regole, deve tornare nella nostra vita. Senta, dal punto di vista strettamente fiscale, lo chiedo a lei che è un commercialista, che cosa c'è per questi soggetti e che cosa non c'è all'interno del decreto rilancio e ci dovrebbe essere? Guardi, allora, piccola accortezza, commercialista non lo sono, ho scelto un altro percorso, anche se il nostro studio fa questa attività, lo dico chiaramente per correttezza, sì. Non è giusto. Allora, guardi, il decreto applica degli interventi, talvolta anche, voglio dire, impattanti su queste realtà potenzialmente, però non è chiaro nei tempi, cioè non è chiaro i tempi di erogazione del contributo, non è chiaro il modo di erogazione, non è chiaro il come. Quindi quando noi scriviamo una legge, prendiamo un provvedimento, dobbiamo prima di tutto scrivere anche come, cosa e quando,
perché altrimenti resta un provvedimento sulla carta giusto, sulla carta efficace, ma che poi non trova un'efficacia concreta nella vita di tutti i giorni. Ecco, in questa fase io vorrei, da professionista, ma insomma penso che lo vorranno tutti, una risposta certa sul come, perché noi davvero non sappiamo cosa dire a chi ci chiede informazione, è davvero una situazione non semplice. Secondo lei il governo in che cosa ha mancato nella gestione dell'emergenza? Voi che avete seguito insomma in tutti questi mesi le varie anche forme di comunicazione e dialogavate con persone che avevano bisogno di risposte immediate. Ecco, guardi, ho detto bene, sono i tempi. Allora, io posso assolutamente dividere in due parti, la fase 1 e la fase 2. La fase 1 è stata gestita bene, credo. Qui parlo a titolo puramente personale, perché non si poteva probabilmente fare altro che chiudere tutto. Tante erano le difficoltà, l'emergenza era nella fase acuta e forse stare a casa era davvero la soluzione unica possibile. Sulla fase 2 ho diversi dubbi in termini di scelte e di strategia di comunicazione, che è tutto in una fase emergenziale. Ricordo che la comunicazione in una fase emergenziale è parte stessa della soluzione. Se io e un'altra persona fossimo dentro una stanza e scoppiasse un incendio, il come ci viene detto di dover evacuare quella stanza sarebbe fondamentale per la soluzione stessa dell'emergenza. Su questo sono arrivate spesso delle informazioni contraddittorie, ambigue, poco chiare. Si assisteva a dichiarazioni governative che andavano in un lato, altre poi magari di un tale medico che se ne veniva fuori con un'altra idea o di un altro esperto e tecnico che in assoluta buona fede si lanciava in revisioni ipotesi. E siamo arrivati al paradosso di avere 24 ore prima le linee guida per le riaperture degli esercizi e le attività commerciali. È chiaro che in questo breve tempo l'incertezza è tantissima, la paura è ancora molta, perché ricordiamo che siamo stati chiusi in casa per paura essenzialmente, per dovere civico ma per paura, e che quindi riprendere senza certezze è la cosa più difficile. Lo sarebbe in una situazione normale, passi il termine, lo è ancora di più in una situazione di pandemia mondiale. Quindi questo io credo sia stata la colpa principale. Capisco che non è facile, capisco tutto, però serviva e serve ancora, spero che si possa invertire questa rotta, maggior trasparenza e punti fermi, pochi punti ma spiegati bene, con linee guida chiare, non mutabili, non interpretabili, adatte al buon senso. Ecco, tutta questa cosa è venuta meno ed è la percezione mia, ma mi sembra anche di tante altre persone. Allora, Nicola, io la rimanderei già, direi, almeno la prossima settimana per una consulenza che possiamo fare davvero così a video, proprio per spiegare allora alle aziende, agli imprenditori quali sono le prime mosse da fare in questo momento, no? Visto e considerato... Speriamo di avere notizia, guardi, speriamo, perché ancora oggi siamo il 26 maggio, non abbiamo ancora notizie certe, per cui noi possiamo solamente dire aspetta, che di questi tempi è una risposta pessima, però questa è. Decisamente. L'ultima cosa che ci si vorrebbe sentir dire. Grazie Nicola Palumbo, consulente aziendale della Palumbo Consulting. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Allora, avete sentito, insomma, queste sono le notizie che arrivano dal mondo della consulenza. Intanto io vi dico invece quelle che arrivano dal mondo della Movida. È stato chiuso un locale a Padova, siamo nella centralissima Piazza dei Signori. Era stato il primo bar a entrare nell'occhio del ciclone della Movida esagerata, cominciata con l'avvio della fase 2 lunedì scorso. Oggi il Comune di Padova ha dato immediata esecuzione dell'ordinanza della Regione Veneto, con la quale è stata disposta la chiusura per 5 giorni di un pubblico esercizio in Piazza dei Signori a causa della violazione delle norme di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Quindi insomma, per chi non l'avesse capito, si fa sul serio e chi non rispetta le regole deve pagare, in questo caso con la sospensione insomma, della licenza o comunque la chiusura per almeno 5 giorni, quindi attenzione. Io saluto e ringrazio, invece la vedo già collegata con noi, sindaco di Selea, Rossella Cendron. Buonasera. Buonasera Sindaco, grazie per aver accettato l'invito innanzitutto.
Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Anna. Allora, noi l'abbiamo contattata perché lei domani ha un appuntamento importante. Ci sono tante famiglie che stanno attendendo delle risposte. Lei, come tanti altri primi cittadini, sta cercando queste risposte da dare a famiglie per quanto riguarda l'apertura dei centri estivi, il ritorno, insomma, ad una normalità. A che punto siamo? Cosa succede domani? Beh, domani noi abbiamo un'importante riunione sul territorio con le associazioni che si sono rese disponibili appunto, a organizzare i centri estivi, ma oggi c'è stata una riunione altrettanto importante proprio con il distretto dell'US in conferenza dei sindaci, per cui diciamo, il dottor De Rui, il dottor Borsellino, con la supervisione ovviamente del dottor Del Re e del dottor Benà, hanno confermato quelle che sono le linee guida per proprio l'avviamento dei centri estivi. E questo per noi è un punto molto importante, perché le famiglie sul territorio hanno bisogno di una risposta e il fatto di avere una validazione dalla nostra ULSS ci permette di procedere. Già dal 1° sarà disponibile la formazione per gli operatori, e questa è una cosa davvero, davvero importante, perché dobbiamo partire dal presupposto che è assolutamente essenziale avere una formazione, perché l'impatto non solo educativo ma anche organizzativo e logistico con i ragazzi sarà totalmente diverso. Ecco, lei ha fatto anche i calcoli proprio, no? Ha messo i numeri nero su bianco per quanto riguarda i bambini del suo comune. Che cosa è venuto fuori? Perché è un calcolo molto interessante che spiega da dove ci si ritroverà a partire da giugno, perché è una partenza, insomma, non è un arrivo forse. Certo, io le faccio un esempio molto pratico, proprio perché il centro estivo comunale, parlo in particolare quello appaltato per servizio dal comune, quindi non che prevede tutte le associazioni, ma per esempio prevede una presenza più o meno costante negli anni di 130 ragazzi. E abbiamo già con Comunica studiato come potrebbe essere la nuova dinamica, che prevede 2 turni giornalieri, un turno mattutino e un turno pomeridiano, che però prevede la compresenza durante un turno di soli 20 ragazzi, quindi vuol dire che noi riusciamo a coprire nel territorio 20 ragazzi la mattina e 20 ragazzi il pomeriggio, quindi vuol dire altrettante 20 famiglie, mamma e papà, che possono andare al lavoro tranquilli perché i loro ragazzi sono affidati ai centri estivi. Questo che cosa vuol dire? Che nel territorio va moltiplicata l'offerta, proprio perché se abbiamo associazioni sportive o ricreative disponibili, vanno, come dire, istruite e gli vanno assegnati anche degli spazi che possono essere anche comunali, per poter svolgere i centri estivi. Perché altrimenti, se normalmente coprivamo solo con il centro estivo comunale 130 ragazzi in tutto il periodo, come facciamo con le proporzioni? Perché con le nuove distanze, con le nuove disposizioni che prevedono per esempio un operatore nella fascia, faccio un esempio, nella fascia 6-11 anni, nella linea guida si prevede un operatore ogni 7 ragazzi, mentre prima potevano essere affidati più ragazzi, quindi cambiano le proporzioni, i costi, il numero degli operatori che devono essere disponibili, anche i tempi cambiano. Infatti è previsto una procedura cosiddetta di triage in entrata, ovviamente i genitori non entrano, ai ragazzi deve essere misurata la temperatura e entrano scaglionati, quindi c'è anche una diversa previsione delle tempistiche. Senta, quindi il suo piano B sono le associazioni sportive, sono utilizzare tutte le strutture che ci sono sul territorio. Queste sono decisioni che fanno capo a lei e, come lei, tutti gli altri primi cittadini. Cioè, queste sono decisioni libere. Lei si potrà muovere liberamente all'interno di protocolli? Sì. Io credo che sia proprio quello che ci aiuta ad agire e a prenderci anche la responsabilità di mettere a disposizione spazi e di autorizzare le attività a svolgere il loro servizio. Proprio il fatto che ci sia un protocollo dell'ULSS
appunto approvato comunque dalla Regione, basato sulle linee guida nazionali, che appunto all'interno di un percorso e di un ben tracciato e di alcune disposizioni ben chiare da un punto di vista sanitario, quindi che prevedono distanze, uso di dispositivi, come si effettuano le pulizie, il numero degli operatori, i contenuti educativi, la formazione. All'interno di questo come dire, percorso noi possiamo muoverci nell'affidare i servizi. Per alcuni comuni che non si sono ancora mossi, che magari non hanno già appaltato i servizi, c'è già stato fornito anche quella che è una manifestazione di interesse tipo, in cui si chiamano nel territorio tutte le associazioni o gli enti interessati a fornire questo servizio. E ecco, la cosa importante da sottolineare è che ogni associazione deve avere un cosiddetto Covid Manager, quindi un responsabile delle procedure anti-Covid, e quindi che sia appunto il punto di riferimento per quello che è il rispetto delle norme. Ovviamente l'azienda ULSS si è messa a disposizione per effettuare i tamponi a tutti gli operatori, e questa è una cosa altrettanto importante. Quindi vogliamo veramente ripartire e dare un servizio alle famiglie in sicurezza. Ma, insomma, noi la ringraziamo perché per la prima volta sono arrivate delle informazioni chiare, perché per quanto riguarda insomma, i centri estivi, questa ripartenza davvero c'erano poche chiarezze, c'erano poche conferme soprattutto, tant'è che insomma anche proprio direttamente qui nei nostri studi arrivavano le telefonate di genitori dicendo: io che cosa devo fare, a chi devo chiedere, perché insomma arrivano le decisioni che vengono prese a livello regionale, ma poi è il territorio che deve recepire i vari comportamenti. E una di queste decisioni ad esempio è anche quella che riguarda l'accesso alle giostre nei parchi. Lo chiedo a lei perché so che lei ha preso una decisione importante, ovvero quella di continuare a tenere transennate le giostrine. Perché? Guardi, io le descrivo molto semplicemente la mia situazione. Io ho un grande parco, cosiddetto Parco dei Moreri, e tanti altri, circa un'altra decina di piccoli parchi nelle aree verdi diffuse in tutto il comune. Mi spiegate come faccio ad assicurare la sanificazione giornaliera o comunque la disinfezione giornaliera? In più dovrei imporre a tutti i genitori di sanificare ad ogni utilizzo la giostrina, e per questo dovrei prevedere un controllo. Ma attenzione, abbiamo perso il collegamento con il sindaco, vediamo se riuscirà a collegarsi. Allora io farei così, approfitto per questo stacco per mandare la pubblicità che era in coda da qualche minuto, dopo proviamo a riprendere il collegamento con il sindaco Rossella Cendrona, tra poco. Eccoci di nuovo in onda, 20:48, riprendiamo subito il collegamento con Rossella Cendrona, sindaco di Silea. Il tema era quello dell'accesso alle aree verdi, ma soprattutto ai giochi per bambini, che il sindaco ci sta spiegando perché nel suo comune lei ha scelto di non consentire. È semplicemente una questione di risorse, non solo di risorse umane, ma proprio anche effettive. Come faccio a garantire in almeno 7 parchi, diciamo, nelle varie aree del comune, più un grandissimo parco, cosiddetto Parco dei Moreri? Come faccio a garantire la sanificazione giornaliera e il controllo? A Silea siamo in 10.300 abitanti e io dispongo di 4 vigili, un operaio. Al momento ho i centri anziani che presidiano 2 di questi parchi chiusi, ovviamente, perché attendono disposizioni per la riapertura, e ricordo che sono anche le categorie più a rischio. Come posso assicurare la sanificazione e soprattutto il controllo di queste aree? È molto semplice il tema. Sì, è possibile riaprirle, ma come?
E qui si apre la grande partita dei finanziamenti, dei soldi per poter fare le cose. Di fatto questa fase 2 è stata in parte finanziata per tanti motivi, quindi immagino che voi come sindaci, anche attraverso l'ANCI, farete sentire la vostra voce in questo senso. In ogni caso lei ci sta dicendo: io devo rispettare le regole, e rispettare le regole per me significa questo. In questo momento è assolutamente prioritaria quello che è, diciamo, da autorità sanitaria locale, quale sono, garantire la sicurezza. In questo momento in cui io non posso dedicare dei volontari, di cosiddetti volontari civici, Certo. oppure i volontari della protezione civile, in questo tipo di attività continuativa, perché ricordo non è un paio di volte alla settimana come stiamo facendo per esempio per il presidio dei mercati, in cui ho il supporto della protezione civile in un primo periodo di riapertura del CERD, per esempio del centro di raccolta rifiuti, avevo comunque il supporto della protezione civile, ma sarebbe un'attività che va garantita tutti i giorni e quindi per ora le giostrine a Silea rimangono nastrate perché non disponiamo delle risorse che possano garantire la sanificazione giornaliera. Senta, Sindaco, noi ci aggiorniamo nei prossimi giorni, allora vediamo che cosa cambierà e poi soprattutto ci aggiorniamo anche per quanto riguarda appunto questa apertura e il concetto molto interessante del Covid Manager che lei ci ha raccontato questa sera. Vedremo di svilupparlo anche domani nel corso del nostro notiziario. Grazie per essere stata in nostra compagnia. Grazie a voi e grazie per il servizio che svolgete. Rossella Cendrona, Sindaco di Silea, buona serata. Allora noi da Silea ci spostiamo direttamente nel comune di Vicenza perché vi presento il prossimo ospite, Francesco Rucco, primo cittadino di Vicenza, il quale ieri ha fatto delle dichiarazioni che subito sono state battute dall'agenzia di stampa ANSA, ovvero gli assistenti civici, se spioni, ovvero se servono per fare dei controlli, noi non li vogliamo. Buonasera Sindaco. Buonasera a tutti. Allora, visto, io durante la pubblicità le ho girato l'ANSA che è stata battuta da poco, ovvero quella che il governo avrebbe dato l'approvazione all'arrivo di questi 60.000 volontari, però non saranno dei controllori, ma saranno delle figure di aiuto, di supporto per garantire il rispetto delle regole. Che cosa ne pensa? Era quello che auspicavamo appena ricevuta la notizia ieri, quando i giornalisti ci hanno fermato per commentare questa proposta. Chiaramente i controllori non formati, perché si trattava di gente, cittadini, comuni che si prestavano a questo servizio di volontariato, sarebbe stato pericoloso per essi stessi, ma anche inutile mettere delle persone a controllare le persone, altri concittadini, per l'uso della mascherina, se magari bevono in piedi durante la movida a Vicenza o altre situazioni simili. Quello che avevo detto era: auspichiamo che quantomeno, se intendano farlo, che li possano destinare a un supporto operativo che ci sta creando problemi, come sentivo prima il sindaco di Silea, perché non abbiamo né le risorse economiche né di personale, ad esempio per riaprire i parchi o per mettere i custodi o per garantire le sanificazioni, e quindi un supporto di questo genere può essere utile. Io ritengo sempre che in realtà delle risorse di personale già lo abbiamo, e sono la nostra protezione civile, che è formata da persone preparate, formate, abituate a intervenire in situazioni di emergenza, quindi di fatto è una sorta di doppione, meno formato, meno preparato. Però voglio dire, nel momento in cui il governo decide comunque di andare avanti, quantomeno che possano servire a dare un aiuto per far ripartire poi tutti i servizi cittadini. Sicuramente i parchi sono una buona destinazione, ci aggiungerei anche un supporto nei centri estivi o, perché no, anche nei centri anziani, che possono ripartire nei prossimi giorni. A questo proposito, centri estivi, nel suo comune come vi state organizzando? C'è stato un incontro anche qui per capire come recepire le linee guida del governo, della regione? Ma noi, per prenderci avanti, abbiamo fatto un avviso pubblico ancora l'altra settimana, dove abbiamo chiesto a tutte quelle associazioni del territorio private, a cui daremo anche un sostegno economico per ammortizzare i costi, di fare domanda per presentare i loro progetti, e quindi stiamo raccogliendo le domande di queste associazioni, che sono, faccio esempio, dall'associazione sportiva all'associazione della parrocchia, passando per il CSI,
che però hanno dei problemi oggettivi, perché le restrizioni e le regole imposte dal governo e dall'ordinanza regionale purtroppo stanno facendo diventare il servizio antieconomico e rischiamo che le associazioni non possano nemmeno organizzare i centri estivi. Quindi è un po' il gatto che si morde la coda, perché pensare, faccio un esempio, di non poter accompagnare il nipote al nonno se ha più di 60 anni, quando sappiamo benissimo che i nonni, mentre i genitori lavorano, sono quelli che si occupano magari di accompagnarli ai centri estivi, secondo me non è una cosa razionale. Ma posso fare altri esempi, come la misurazione della febbre al bambino e a tutti quelli che lo accompagnano. Cioè, mi sembra che stiamo un attimo esagerando da questo punto di vista. Questo potrebbe essere un limite. Sono norme per tutelarsi, evidentemente, che però potrebbero rischiare di creare davvero dei grossi problemi, ma anche insomma una fruizione del servizio davvero difficile. Il servizio diventa antieconomico per chi lo organizza e quindi non lo fa. Semplice. Come commenta, Sindaco, la riapertura delle case di riposo anche ai visitatori? Ma devo dire che da un lato io ho fatto l'amministratore di un IPAB per 8 anni e so cosa vuol dire per l'anziano ricevere la visita dei parenti. Cioè la restrizione, la chiusura totale per 2 mesi ha creato anche dei problemi a queste persone che hanno bisogno anche semplicemente di un momento di sollievo, di imboccare l'anziano da parte del figlio, del nipote, eccetera, ed è un momento importante. È una bella notizia, l'importante è che vengano mantenute con correttezza e serietà il rispetto delle regole, perché se il virus si insinua all'interno delle RSA, all'interno delle IPAB, all'interno delle case di riposo, si è visto cosa è successo anche in Veneto, fortunatamente in forma minore, ma in Lombardia e in Emilia gli anziani rappresentano la parte fragile di questa epidemia, quindi bisogna assolutamente stare attenti, usare mascherine, usare le distanze, insomma ogni precauzione utile per evitare di far del male ai nostri anziani. Senta, il suo collega a Verona, dopo le immagini della Movida, ha chiamato i militari. Io parlo con un sindaco che insomma i militari sul territorio già li conosce bene, perché a Campomarzo sono stabili, voi avete potuto contare sulla loro collaborazione sul territorio. Che cosa ne pensa di un utilizzo dei militari di questo tipo? Io non vorrei militarizzare la città, francamente, quindi noi abbiamo utilizzato un metodo diverso, premesso che Verona per una volta ha copiato l'ordinanza di Vicenza sul divieto di consumare l'alcol, diciamo, in piedi, quindi ci si siede tutti nei plateatici o all'interno dei locali con le distanze. Vicenza nel weekend scorso si è comportata in maniera assolutamente civile e rispettosa delle regole, non abbiamo avuto problemi. C'è stato da un lato il controllo delle forze di polizia coordinate dalla questura, con un'assoluta discrezione, perché i vicentini sono stati assolutamente rispettosi delle regole, e dall'altra abbiamo avuto la Croce Rossa con i volontari che andava in giro nei luoghi dell'aperitivo a spiegare quali potevano essere i rischi dell'assembramento, il ritorno della malattia, del virus. Quindi devo dire un modello che il Ministero dell'Interno ha chiamato come modello Vicenza, assolutamente virtuoso. Adesso lavoreremo per il prossimo weekend, che sarà anche più lungo perché c'è il ponte del 2 giugno, quindi sarà ancora più impegnativo. Spero che i vicentini continuino a dimostrare la loro serietà, perché questo vorrebbe dire non adottare altre restrizioni e assolutamente non fare intervenire l'esercito. Voi avete lavorato anche molto bene con l'ordinanza sui plateatici, con i mercati, insomma la città ha retto davvero molto bene l'urto di questa grave crisi. Prima di salutarci le chiedo un'ultima battuta, l'altra notizia del giorno è questo botta e risposta per quanto riguarda le elezioni. Si potrebbe tornare a votare il 20 settembre, data unica, cosa ne pensa? Ancora qui non c'è nessuna decisione, ma insomma il suo predecessore Variati ci sta tenendo al corrente della situazione. Io spero che si voti quanto prima, perché c'è bisogno anche di un governo stabile ed è sempre un momento di democrazia che va rispettato. Poi chissà che si voti, così ci togliamo questo pensiero, perché francamente il mio pensiero oggi va al post-emergenza, alla ripresa economica e i problemi che dovremo affrontare con anche noi comuni, con i bilanci
con i bilanci comunali che hanno grosse difficoltà, mancati introiti pesantissimi e con il rischio di dover tagliare, se non arrivano risorse dallo Stato, perché ad oggi di fatto non sono arrivate, risorse che possano appunto garantire la salvaguardia dei livelli essenziali dei servizi. E queste sono le situazioni dei comuni, ce le ha raccontate bene anche il presidente dell'ANCI Mario Conte, raccontando proprio qual è la situazione attuale, e quindi anche qui ha bussato alle porte del governo a nome di tutti i primi cittadini. Io davvero la ringrazio per essere stato nostro ospite, so che ha una lunga serata di ospitate, quindi la ringrazio per aver accettato il nostro invito, e arrivederci a Francesco Rucco, sindaco di Vicenza. Grazie a voi, buona serata a tutti. Noi siamo davvero al termine, grazie per essere stati con noi. L'edizione straordinaria torna domani a partire dalle 11:30. Arrivederci.